Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3 che arrivano dopo una lunghissima diretta iniziata questa mattina per seguire in tempo reale gli aggiornamenti sull'allerta maltempo che ha investito tutta la regione, compresa la provincia di Venezia, terraferma in centro storico ma anche lungo il litorale, sulle spiagge, insomma diverse le situazioni di criticità che vi abbiamo raccontato, documentato con le voci e con le immagini, che torneremo a fare tra pochissimi minuti quando ci collegheremo in diretta in centro storico con Ilaria Marchiori per capire com'è la situazione dopo la giornata che appunto in centro è stata caratterizzata da un'acqua alta super che ha raggiunto i 156 centimetri, un evento unico, non era mai accaduto negli ultimi anni, mettendo in difficoltà gran parte del centro storico, dei cittadini e anche dei turisti. Vi mostreremo anche le immagini di turisti in difficoltà e allora vedremo gli aggiornamenti per capire com'è adesso la situazione, ma allora facciamo un passo indietro con la cronaca di questa mattinata nel servizio proprio di Ilaria Marchiori, che per noi è andata in centro storico questa mattina quando la marea ha raggiunto il suo picco massimo. Siamo nel momento di massimo picco, i vaporetti non fanno più tutte le fermate, ora si va solo a San Marco, addirittura molti passeggeri vengono lasciati sui pontili. Siamo a pochi passi da Piazza San Marco, uno dei punti più critici. La marea in questo momento ha raggiunto un picco di 160 centimetri e i turisti sono sconvolti, c'è chi addirittura si è tolto le scarpe perché non era attrezzato e sta camminando dentro l'acqua a piedi scalzi. Interesting experience. Do you like? Something. Le raffiche di vento, come potete vedere, sono fortissime, tutte le entrate per andare a San Marco sono state chiuse, nessuno può più andare nella zona della Basilica né qui nella piazzetta da nessuna parte perché l'acqua è troppo alta. Ecco, come vedete lì in fondo qualcuno cerca di passare per fare delle foto, non si capisce, ma si fanno avanti le forze dell'ordine per bloccarlo, nessuno può passare. Non è la prima volta che vedi un'acqua alta così? No, così tanto è la prima volta, sì. Però ti stai divertendo al contrario di tanta altra gente? Ma non capisco perché gli altri si annoino, è meraviglioso, guardate. Come fai a essere noioso? Ma vi hanno anche un po' richiamati qui le forze dell'ordine? Sì, tanto. Io sono veneziano, sono nato e cresciuto a Venezia e non si è mai vista un'acqua alta del genere. Prima siamo riusciti a entrare in piazza, abbiamo documentato qualsiasi cosa, ma ci hanno beccato subito. Siamo stati dentro un quarto d'ora buono. Tu sei anche abbastanza giovane, però comunque quanti anni hai? Ne ho 23, no. E non li hai mai visti negli ultimi anni? No, è dal 66 che non si tocca il 1,60 m. Sì, è soprattutto questo il bello di Venezia, quando ci sono cose di questo tipo che la rendono meno noiosa di quanto lo sia normalmente. Le raffiche di vento sono fortissime, come si può vedere anche dallo spostamento dell'acqua. Sembra un clima da fine del mondo, ha detto qualcuno. Sospesi tutti gli approdi, come si legge dalle insegne luminose, perché l'alta marea in questo momento è troppo sostenuta. Come annunciato in apertura ci colleghiamo in diretta con Ilaria Marchiori che si trova per noi in centro storico per tutti gli aggiornamenti, come sta andando adesso la situazione dopo la cronaca che avete visto nel precedente servizio. Ilaria, mi senti? Vedo Ilaria nel monitor, ma ci sono ancora dei problemi tecnici dovuti sicuramente al maltempo che sta mettendo in difficoltà anche il nostro collegamento in diretta con Venezia, con Ilaria Marchiori.
Sento dalla regia. Allora andiamo avanti e naturalmente oggi grande lavoro per il sindaco Luigi Brugnaro che pochi minuti fa ha comunicato di essere di aver ricevuto le telefonate dal capo dello Stato Mattarella, dal Premier Giuseppe Conte, dai ministri Salvini e Toninelli, dopo appunto l'acqua alta eccezionale di oggi, lo ricordiamo 156 centimetri, anche il ministro Toninelli con un tweet ha confermato di aver appunto sentito il sindaco Brugnaro e ha detto: seguo con attenzione gli sviluppi della grave ondata di maltempo che sta piagando la città e ringrazio la Capitaneria di Porto per l'immancabile e preziosa azione a tutela della navigazione. Così su Twitter il ministro Danilo Toninelli. Intanto in vari Twitter, video postati su Twitter, il sindaco Brugnaro tra gli altri ha parlato anche dell'importanza del Mose. Sentiamolo. C'è una serie di ordinanze momentanee assorbibili insomma, rispetto alla normalità. Però adesso vorrei chiedere a qualcuno invece se ha capito cosa serve il Mose. Il Mose serve esattamente per questa situazione qui. Adesso ho chiesto di parlare con il Ministro, ho chiesto di parlare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché vogliono che capiscano i costi enormi che sono a gestire questa città. Mi chiedo scusa, ma adesso continuo a lavorare. E allora adesso proviamo a ripristinare il collegamento, ora la vedo. Ilaria, ti cedo subito la linea, raccontaci come stanno in centro storico. Sì, buonasera Francesca, buonasera a tutti i telespettatori. Insomma, avete visto la cronaca della giornata in piazza San Marco, è stato toccato il picco di 156 centimetri. Attualmente, fino insomma, a poco fa, alle 18:50, il picco era a 137 centimetri. Si prevede che per mezzanotte e mezza si possa toccare una punta di 140 centimetri. Intanto abbiamo superato questa tappa, sono state le prime dichiarazioni da parte del comandante della Polizia Municipale Marco Agostini. Vediamo come evolve il fenomeno, ma soprattutto come gira il vento stasera, perché come vedete le forti raffiche di vento di cui abbiamo documentato nel corso anche di tutta la giornata con le nostre dirette sono ancora molto forti e quindi dipende tantissimo anche proprio dal vento. Se vuoi Francesca vi ricordiamo un po' i record che sono stati toccati a Venezia nel corso degli anni. Il 194 centimetri, quello della grande acqua alta del 66, di cui si è parlato tanto in questi giorni, soprattutto anche da parte del governatore Zaia, della Protezione Civile, che hanno detto, come sentiremo tra poco, quanto queste condizioni meteorologiche in tutta la regione abbiano molte similitudini a quanto accaduto nel 66. E parliamo ancora però di acqua alta, i 166 del dicembre del 79, l'ultima acqua alta vicina ai 150 si era verificato invece l'11 novembre del 2012, 149 centimetri. Ma sentiamo ora subito, abbiamo fatto oggi nel corso della giornata il punto con il governatore Zaia, ma anche insieme al direttore territoriale della Protezione Civile della Regione Veneto, Nicola Dell'Acqua, che ci spiegherà subito nelle prossime interviste quale sarà la situazione delle prossime ore ma anche dei prossimi giorni. Condizioni simili al 66, precipitazioni importanti, stress test perché? Perché andremo anche a verificare la nuova strategia, aver tenuto i laghi alpini vuoti, pronti ad accumulare acqua e a mettere in prova le nuove opere che abbiamo fatto dopo il 2010, che so, il bacino di Caldogno pieno non l'abbiamo mai visto, piuttosto che quello di Trissino. Cioè è cambiato molto rispetto al 2010? Sì, abbiamo fatto un sacco di opere, centinaia di milioni di euro di interventi, di consolidamento, di arzini. Ricordo nel 2010 abbiamo avuto 32 rotture arginali, quindi consolidati gli arzini, palificazioni e poi bacini di laminazione come Trissino, Caldogno, Musone dei Sassi, la Colomberetta, Viale Diaz che è in lavorazione e molto altro ancora, opere che allora non c'erano. Cosa la preoccupa di più? Mi preoccupano le previsioni perché prevedono 400 mm d'acqua per metro quadrato, vuol dire acqua fino alle ginocchia, se il metro quadrato avesse le pareti. E dall'altro mi preoccupano le situazioni importanti
come quella del Piave, perché Piave ha la piena storica, l'ultima ce l'ha avuta nel 66 e la statistica ci dice che ogni 100 anni c'è una grande piena storica. Spero che sia fra 50 anni in modo tale che ci attrezziamo di più. Dall'altro abbiamo avuto grandi segnali, penso all'Adige a Verona, al quale mancava 1 metro per esondare e uscire dagli argini. In questo momento, per quel che riguarda la protezione civile e il volontariato, stanno operando più di 500 persone a vari livelli e in varie province. Sono allertate più di 1000 persone che oggi non sono andati a lavorare proprio per in attesa di significativi eventi, se ci fossero, speriamo di no, ma se ci fossero siamo pronti. Quindi tutte le squadre specialistiche, quelle con imbarcazioni, sommozzatori, sono state tutte preallertate per la Regione Veneto, non solo, abbiamo collegamenti anche con le altre regioni, perché con l'allertamento nazionale, con la mobilitazione nazionale, anche il Dipartimento ha messo a disposizione le altre attività. Possiamo fare un po' il punto su quelle che saranno le prossime ore e i prossimi giorni? Allora, le prossime ore saranno di un'ulteriore precipitazione tipica di quella simile a quella che è avvenuto ieri, però purtroppo in questo momento troveremo un assetto idrogeologico già compromesso, quindi ci attendiamo situazioni ancora più critiche. Diciamo che dovrebbe piovere fino alla notte, diciamo la mattina di domani, ecco, non di più. Dopodiché comunque avremo dei problemi dati dall'assetto idraulico, perché la pioggia in montagna vuol dire fiumi in piena il giorno dopo. Avete sentito dunque le dichiarazioni del presidente Luca Zaia e del direttore territoriale della protezione civile. Dunque Francesca, al momento noi siamo qui, come vedete alle mie spalle, l'Acqua Alta, ora ci troviamo qui in Piazzale Roma, l'Acqua Alta continua a vedersi, le passerelle ci sono ancora, non ci resta altro che aspettare di capire e soprattutto di vedere anche in base a come andrà il vento quale sarà la situazione delle prossime ore. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria e buon lavoro. Abbiamo visto proprio alle spalle di Ilaria Marchiori molte persone passare attraverso le passerelle. Abbiamo detto e l'abbiamo visto anche nel reportage di questa mattina come i turisti abbiano approfittato dell'Acqua Alta per immortalarla nelle proprie foto, nei propri selfie, però l'Acqua Alta può anche diventare pericolosa. Infatti una volante lagunare è intervenuta questa mattina per soccorrere alcuni turisti in difficoltà, come vedete in questa foto. Anche si sono mobilitati appunto gli agenti della questura in appoggio alla polizia locale e alla protezione civile, soprattutto per aiutare i turisti che non volevano rinunciare a visitare il centro storico. 2 volanti della polizia hanno operato in particolare tra Piazza San Marco e Rialto. Lungo la riva dei giardinetti alcuni visitatori, tra cui anche dei bambini, sono rimasti bloccati dalla marea mentre il comune vietava l'ingresso nella piazza. Gli agenti si sono caricati, i più piccoli come vedete sulle spalle, e li hanno portati verso i varchi di uscita. Naturalmente non mancano in questi casi le polemiche, la città è bloccata, paralizzata, tutto ciò mentre il governo non dice una parola sui dossier Venezia. Ogni tanto qualche tweet e qualche apparizione in osteria della città del ministro alla confusione Danilo Toninelli, nulla di più, lo afferma in una nota il parlamentare veneziano del Partito Democratico Nicola Pellicani. Non una parola finora, prosegue Pellicani, sul destino del Mose, non una parola sulle grandi navi, non una parola sulla pulizia dei suoli di Porto Marghera. I problemi di Venezia sono una grande questione nazionale ed internazionale, da sempre si affrontano attraverso scelte politiche, leggi, provvedimenti, stanziamenti di risorse. Il governo giallo-verde è completamente disinteressato al destino di Venezia, ma io e il PD, continua Pellicani, continueremo la nostra azione in Parlamento per sensibilizzare le istituzioni. La gestione di una città unica al mondo richiede impegno e risorse straordinarie. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e poi torniamo a vedere la situazione anche sulle spiagge del litorale veneziano.
Di nuovo in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Abbiamo visto la situazione in centro storico a Venezia con l'acqua alta a 156 centimetri, disagi anche nella terraferma, non solo a Mestre ma anche a San Donà, Fossalta, con diverse situazioni, con alcuni allagamenti, ma osservato speciale anche il litorale, le spiagge del litorale veneziano da Bibbione a Jesolo, con il rischio mareggiate che possano mangiare pezzi importanti di spiagge. Allora abbiamo raggiunto telefonicamente poco fa il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, che ci ha aggiornati sulla situazione. Sentiamo che cosa ci ha detto. Sindaco Zoggia, com'è la situazione a Jesolo in queste ultime ore, dopo una mattinata tutto sommato abbastanza tranquilla? Ora come va? Diciamo la mattinata è stata tranquilla sicuramente, pomeriggio un po' meno, perché ovviamente con l'alta marea, il vento che ha aumentato di intensità, la situazione era un po' preoccupante. Diciamo che per ora grossi danni non ci sono, ovviamente per quanto riguarda la spiaggia, ma non da oggi, già da ieri o l'altro ieri, diciamo la sabbia della pineta era sparita quasi tutta, ma quello si sa che prima o dopo succede tutti gli anni. La situazione sul Piave, a parte quelle po' di case che sono sulla grava del Piave, che ovviamente sono al di là dell'argine, quindi è normale che vadano sott'acqua, e quindi se le persone vogliono stare in sicurezza abbiamo anche trovato il posto per poter alloggiare. È nato un piccolo problemino oggi pomeriggio nella zona lagunare, in cui si è fatto un buco, diciamo penetrava per sottoterra un bel buco di acqua, probabilmente causato dalle nutrie che fanno quei buchi sugli argini, però stanno proprio in questo momento lavorando sia la protezione civile che i vigili del fuoco per cercare di chiuderlo prima della prossima alta marea che ci sarà questa notte. Non solo Jesolo, perché un nostro telespettatore ci ha mandato anche delle immagini che ora vi faremo vedere di Bibbione in piazzale Zenit. Ecco qui come l'acqua ha invaso la spiaggia, ma poi ha invaso anche la zona del marciapiede, la zona pedonale proprio di piazzale Zenit, quindi una situazione delicata, appunto, come detto, anche lungo il litorale, che resta un osservato speciale, visto, come ha detto anche il sindaco Zoggia, in attesa della piena prevista, della prossima piena prevista nella notte. Dunque situazione sotto controllo non solo a Venezia ma anche lungo il litorale. Con queste immagini ci salutiamo, vi ricordo l'appuntamento con 20:10, interamente dedicato a questa allerta maltempo, in studio il sindaco di Treviso Mario Conte, e poi a seguire Ring, anche qui ospiti in studio e collegamenti dalle zone più critiche del Veneto per continuare a monitorare la situazione. Vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Migliora lievemente il tempo, ma qualche pioggia ci sarà ancora. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino il cielo sarà molto nuvoloso con condizioni piuttosto instabili. Rovesci e temporali infatti saranno possibili un po' ovunque, specie al mattino. Col passare delle ore piogge solo sui monti, ma in esaurimento entro la nottata. Temperature piuttosto fresche con minime tra 8 e 13 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 12 e 17 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con precipitazioni temporalesche diffuse su tutte le province, anche di forte intensità. Non sono da escludere dei fenomeni anche violenti, ma migliorerà comunque entro la nottata con piogge in via di cessazione. Temperature in lieve calo con minime tra 11 e 14 gradi. Valori massimi compresi invece tra 15 e 17 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, il maltempo infatti riguarderà anche la nostra regione, con piogge diffuse su tutti i settori e localmente anche molto intense, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Tuttavia migliorerà nel corso della nottata. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 9 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 13 e i 14 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.